Pari e patta tra il caporuscio di Pontigna, tra i padroni di casa allenati da Mauro Pernarella e la Lupa Frascati di Federico Pace. Nel 0-0 il punteggio finale con un punto a testa al termine di 90 minuti equilibrati. Prima occasione per la Lupa Frascati, al terzo minuto da calcio di punizione Molinari va con il sinistro, Stefanini risponde e Ramon Muzzi mette alto di un soffio. La risposta del Pontigna arriva al quarto d'ora, lancio in profondità di Aquilani, colpo di testa debole da parte di Mariniello. Al 33esimo lungazione offensiva dei padroni di casa, calcio di punizione battuto da Aquilani, colpo di testa ad uscire e conclusione di Malandruccolo che è troppo larga. E ancora Aquilani allora a raccogliere la sfera, 1-2 con il compagno con la difesa ospite che si rifugia in fallo laterale. Nell'azione successiva colpo di testa di Mariniello, deviato in angolo da Santi, ultima vera azione offensiva della prima frazione al 39esimo del Pontigna. Aquilani allarga per Antelmi, cross in area di rigore e a rimorchio Marandruccolo spala alto sopra la traversa. Ad inizio ripresa nitida palla gol per la Lupa Frascati, i due Muzzi combinano ma la conclusione del numero 11 termina in out. Il match rischia di cambiare al settimo, secondo cartellino giallo combinato dal direttore di gara Citro che lancia anzitempo il campo finendo sotto la doccia. Con la Lupa Frascati in 10 il Pontigna ci prova, doppia occasione al quarto d'ora, prima Aquilani, poi Malandruccolo trovano un Santi autore di una doppia parata importante. Lupa che torna a farsi vedere al 25esimo, punizione velenosa di Ramon Muzzi che si spende di un soffio sul fondo. Finale con doppia occasione per i padroni di casa, prima Malandruccolo con il sinistro spedisce alto al 41esimo, poi nel recupero Tornesi serve Mariniello, Santi respinge. Così dopo altri 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara.